La terrazza sul mare del municipio di Realmonte ha ospitato il primo appuntamento della rassegna letteraria Memoria e Patrimonio, giunta alla terza edizione, organizzata dal professore Luciano Carruba, promossa dall'amministrazione comunale realmontina, guidata dal sindaco Sabrina Lattuca. Al centro dell'incontro la figura di Leonardo Sciascia e il suo tempo attraverso le due pubblicazioni dello scrittore di Racalmuto Enzo Sardo, il Regalpetre e le sue parrocchie, Leonardo Sciascia, il vero Nobel della cultura europea. Un'analisi del tempo in cui visse Sciascia, affrontando gli aspetti sociali, culturali ed economici e il parallelismo con i nostri giorni, a cura di due illustri relatori, i professori Zino Pecoraro e Giovanni Tesè. La serata è stata anche arricchita dai contributi delle rappresentanti delle sezioni locali del CIF e della FIDAPA e dalla poetessa Giuseppina Mira con diversi interventi musicali. La terza edizione della rassegna letteraria Memoria e Patrimonio. Questa sera si inizia con la presentazione di due testi di Enzo Sardo, che dire, la memoria ha lo scopo di valorizzare il territorio attraverso la cultura e attraverso la bellezza di un territorio unico, con dei paesaggi, dei promontori magnifici. Stasera si parla di Leonardo Sciascia e quindi della nostra identità, della nostra sicilianità. Io pertanto non posso che manifestare tutta la mia soddisfazione da sindaco di un comune meraviglioso che anche quest'anno è riuscita a programmare un cartellone estivo vario per tutte le età, per tutti i gusti, dove hanno trovato spazio le attività delle varie associazioni, le attività della parrocchia, le attività culturali, la promozione del territorio, le attività per i giovani, dove tutti quanti in un arcobaleno, in un abbraccio virtuale, in una squadra, abbiamo dato voce ad un intero territorio. Questa sera stiamo presentando in questa bellissima terrazza di Realmonte due dei miei libri che sono legati al tema generale che ha posto questa città, ossia la memoria e il patrimonio. E due libri che fanno riferimento a questo concetto, e uno si chiama Leonardo Sciascia, il vero Nobel della cultura europea, e un altro che si chiama Regalpetre e le sue parrocchie, che ho scritto per il 60° anniversario dall'uscita del libro Le parrocchie di Regalpetre di Leonardo Sciascia. Leonardo Sciascia nel suo libro dice: i ragazzi andavano a scuola mal vestiti e malnutriti. Io dopo 60 anni nel libro faccio un paragone di natura culturale, sociale, pedagogico ed economico di che i ragazzi vanno a scuola ben vestiti e ben nutriti. E nel libro di Leonardo Sciascia le mamme portavano il bastoncino al professore per educare i loro figli, invece dopo 60 anni le mamme vanno a scuola per litigare spesso con gli insegnanti. E questo è uno dei due. L'altro, Leonardo Sciascia, il vero Nobel della cultura europea, è una visione di un Sciascia pubblico, delle cose che Sciascia ha fatto durante la sua vita, della promozione culturale che ha animato a Racalmuto. Per esempio ha voluto stimolare l'apertura del teatro e dall'82 in poi la sua presenza importante nella nostra città, che ha permesso di sviluppare alcuni argomenti che sono di natura culturale. Ma è ovvio che faccio riferimento pure a alcuni valori di Sciascia, ossia la ricerca della verità, la democrazia, la difesa della cultura come strumento di crescita umana e come deterrente a qualsiasi forma di violenza. E quindi i due libri, che entrambi fanno riferimento al territorio, ma fanno riferimento anche al grande pensiero illuminista, ma non illuminista alla San Tommaso, se non vedo, non tocco, non capisco, ma di quello moderno, sia la razionalità, c'è la ragione, spiegare tutto attraverso la ragione. Diamo il via alla terza edizione della rassegna letteraria Memoria e Patrimonio. Ringrazio il sindaco di Realmonte, l'avvocato Sabrina Lattuca, l'amministrazione. Continua un percorso che vuole valorizzare il concetto di memoria e concetto di patrimonio nel nostro tessuto sociale. Ed oggi iniziamo con l'analizzare la figura di Leonardo Sciascia attraverso il suo autore Enzo Sardo, il quale presentiamo oggi due libri, Regalpetre
ripetere le sue parrocchie, e Leonardo Ciace, il vero Nobel della cultura europea. Due illustri relatori, il professore Zino Pecoraro, scrittore, saggista e componente della Fondazione Leonardo Ciace di Racalmuto, e il professore Giovanni Tesè, avvocato, giurista e docente di discipline giuridiche. Quindi grazie a coloro i quali oggi sono presenti, un percorso che continua, e desidero darvi il prossimo appuntamento per il 18 agosto, il cui tema sarà invece la sostenibilità. 18 agosto, ore 20:30, via Belvedere, di fronte alla Torre dell'Orologio di Realmonte.